Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, martedì 24 marzo 2026. Il referendum sulla giustizia è bocciato, ma il Nord dice sì alla riforma e quel voto è una crepa politica che Roma non può ignorare. A Napoli 50 magistrati festeggiano il no cantando Bella Ciao. Quando la toga diventa tifoseria, il problema non è più la giustizia, è la democrazia. La Lega non si piange addosso. Salvini rilancia con la comunità in cammino. Radici, territori, centri produttivi. La riforma non è archiviata. Federalismo fiscale, il cantiere si riapre. Il centrodestra smetta di inseguire il frame della sinistra e torni a parlare la lingua di chi paga le tasse e fa girare il paese. Al Senato si torna ai dossier concreti: sicurezza, immigrazione, cybercrime, violenza sulle donne. La maggioranza risponde con l'agenda, non con le lamentele. Trump rinvia l'attacco all'Iran e apre uno spiraglio negoziale. Teheran smentisce tutto. Il petrolio torna sopra i $100. La crisi è tutt'altro che finita. Questi i titoli e ora vediamo tutto nel dettaglio. Il no vince, ma il Nord si ribella. Lombardia, Veneto e Friuli votano sì. Dove si produce si chiede riforma. Il dato secco dice che il referendum sulla giustizia è stato bocciato. Quasi il 54% di no, circa il 46% di sì, affluenza attorno al 59%. Ma il dato politico vero è un altro. Il Nord produttivo ha parlato una lingua diversa dal resto del paese. Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia si sono mossi in controtendenza, come se avessero voluto ricordare a Roma che chi produce, investe, rischia e assume conosce sulla propria pelle il peso di una giustizia lenta, politicizzata, troppo spesso più inquisitoria che accusatoria. Non è un dettaglio statistico, è una radiografia del paese reale. Il referendum è stato perso, sì, ma nei territori che tengono in piedi l'Italia si è vista una secessione elettorale che dice una cosa chiarissima. La domanda di riforma non è morta, anzi, viene proprio da chi lavora. Toghe in piazza a cantare Bella Ciao. 50 magistrati festeggiano a Napoli. Non è più un potere terzo. A Napoli una cinquantina di magistrati hanno festeggiato la vittoria del no cantando Bella Ciao. Nessuno pretende che i magistrati non abbiano idee. Il punto è un altro. Quando una parte della magistratura esulta come una tifoseria, smette di apparire un potere terzo e si presenta come parte in causa. Perché il referendum non ha soltanto fermato una riforma, ha fatto uscire allo scoperto il blocco che sullo status quo campa e si organizza. Una magistratura associata sempre più militante finisce per compromettere il decoro di una funzione che dovrebbe rassicurare tutti. Il problema non sono le opinioni private. Il problema è quando il Palazzo di Giustizia somiglia troppo a una sezione politica. Lega, niente alibi, solo rilancio. Salvini riparte da territori, lavoro, impresa. La riforma resta in agenda. Nel giorno dopo il referendum, la Lega non appare come un reduce in cerca di alibi. Appare per quello che è, una comunità politica radicata, una felice anomalia che continua a tenere insieme popolo, territori, lavoro, impresa. Il saluto a Umberto Bossi non è stato una parentesi sentimentale. È stato il promemoria più vivo di che cosa sia ancora la Lega. Portare le ragioni di un popolo ai tavoli dove si decide. Salvini, con l'idea della comunità in cammino, conferma il filo. Nessuna smobilitazione sul merito della riforma, nessun cedimento sulla tenuta della maggioranza. La Lega deve fare quello che sa fare meglio: trasformare Radici in agenda politica. Federalismo fiscale, il cantiere riapre. Il Nord ha parlato. La risposta è autonomia, meno centralismo, meno sprechi. Se il Nord ha mandato un messaggio, quel messaggio va tradotto.
e la traduzione più naturale ha un nome antico ma attualissimo: federalismo fiscale. Vale a dire più responsabilità ai territori, più autonomia, meno centralismo parassitario, meno soldi che evaporano in uno Stato che premia chi spreca e punisce chi produce. Il dossier sul federalismo fiscale regionale è tornato nel cantiere parlamentare e non va trattato da tecnicismo per convegni. È una questione di giustizia concreta tra contribuente e Stato, tra territori che creano ricchezza e apparati che la drenano. Dopo il referendum, il centrodestra torni a parlare la lingua dei sindaci, delle partite IVA, dei contribuenti onesti. Sicurezza. La maggioranza risponde con i fatti. Al Senato, polizia, immigrazione, cybercrime, violenza, mafia. La fase 2 è adesso. La risposta allo stop referendario non può essere il piagnisteo, deve essere il ritorno ai dossier veri. Al Senato il centrodestra torna sul terreno che conosce meglio: sicurezza pubblica, funzionalità delle forze di polizia, immigrazione, contrasto ai delitti informatici, violenza contro le donne, lotta alla propaganda mafiosa. È qui che si misura la credibilità di una maggioranza. La sicurezza non è uno slogan, è il diritto elementare di vivere senza paura, di vedere lo Stato dalla parte delle vittime. La giustizia concreta è processo giusto, tempi certi, strumenti adeguati. Il referendum si è chiuso. La fase 2 comincia adesso. Trump e Iran. Pressione massima, spiraglio aperto. Rinviato l'attacco. Teheran smentisce. Petrolio sopra $100. Donald Trump ha scelto la linea che i suoi avversari fingono di non capire. Pressione massima, ma con l'obiettivo di aprire uno spiraglio negoziale. Il presidente ha rinviato di 5 giorni il piano di attacco alle infrastrutture energetiche iraniane, parlando di contatti produttivi. Teheran ha replicato, smentendo ogni trattativa. I fatti vanno tenuti insieme. Trump non ha fatto marcia indietro, ha usato la forza come leva negoziale. La partita è apertissima, i mercati restano nervosi, il petrolio è tornato sopra i $100. Non un Trump incendiario, ma un Trump che impone il ritmo del confronto. E quando Washington detta il ritmo, il mondo ascolta. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Due Italie, una frattura. Chi lavora ha votato sì. Chi difende lo status quo ha festeggiato. Sul sussidiario.net Stefano Bressani legge il referendum come la fotografia di due Italie. Da una parte il nord di Bossi, dei territori produttivi, delle partite IVA. Dall'altra un'Italia del no che non ha il volto di Schlein o Conte, ma quello delle toghe festanti e di un blocco che difende lo status quo. Non una spaccatura geografica, ma una frattura antropologica tra chi vive di lavoro e rischio e chi considera intoccabile l'assetto attuale della giustizia. Come osserva Bressani, sopra il Po il fronte del sì ha tenuto o vinto. La domanda di riforma continua a venire da chi produce ricchezza e chiede uno Stato meno ostile e meno occupato dagli apparati. Il no ha vinto, ma non governa. Nessuna coalizione alternativa. Il vero vincitore è la magistratura. Stelio Mangiameli, sul sussidiario.net, mette a fuoco il punto che il commentificio progressista prova a nascondere. Il no ha vinto, ma non è nata una maggioranza alternativa. Col referendum, scrive Mangiameli, non si è passati dal plurale al singolare. La rappresentanza vera del no non è in mano ai partiti dell'opposizione, ma alla magistratura, che ha fatto campagna con presa simbolica forte, specie sui giovani. Il centrodestra ha incassato un colpo, ma non è stato spodestato. Il nodo resta aperto: politicizzazione delle procure, abuso delle intercettazioni, lunghezza dei processi. Il referendum ha fermato una riforma, non ha guarito la malattia. Il campo largo esulta senza un leader condiviso e senza un programma. Molto rumore, poca architettura di governi. Il Sud da riconquistare. Disagio, nostalgia del reddito, sfiducia. Serve credibilità, non assistenza. Paolo Torricella, sul sussidiario.net, descrive un mezzogiorno in cui il no si è alimentato su 3 fattori:
La scia lasciata dal reddito di cittadinanza, il prestigio quasi sacrale dei magistrati come presidio di legalità e la difficoltà del governo nel trasformare crescita e risultati economici in percezione concreta di protezione. Molti elettori meridionali, scrive Torricella, non si sentono tutelati e l'abolizione del reddito ha lasciato tracce profonde nel ceto popolare. Il voto è stato ampiamente politico, un segnale al governo più che un giudizio sul merito della riforma. La lezione è chiara. Il Sud non va blandito con l'assistenza, va riconquistato con credibilità, protezione e presenza. E con questo è tutto per oggi. L'appuntamento con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.net è per domani. Buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.